tant'è che sono stati regolamentati. Secondo me questo parallelo storico regge sino a un certo punto, perché un secolo fa il tema era la sicurezza delle strade. Oggi in realtà abbiamo un ingrediente molto molto più rilevante, che è appunto la sostenibilità della mobilità nelle città e non solo. Quindi le nuove tecnologie, in particolare la tecnologia dell'elettrico, la tecnologia delle auto che si guidano da sole, sta rivoluzionando il nostro approccio con la mobilità. Per questo queste nuove frontiere della tecnologia che si discutono qui a Citemus, secondo me, sono molto rilevanti e sono una delle chiavi di volta appunto sicuramente del nostro rapporto con l'ambiente e con la società, e lo vedremo oggi con i nostri ospiti. Allora abbiamo subito un intervento del Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, che ha mandato un saluto che invierei subito. Grazie. Vi ringrazio per l'invito, ma oggi, a causa di impegni istituzionali, purtroppo non posso prendere parte al vostro convegno, dove verranno affrontati temi dirimenti per lo sviluppo sostenibile, come la mobilità e l'avanzamento tecnologico. Il Covid-19 sta influenzando sensibilmente le nostre abitudini, perché, passata la terribile emergenza sanitaria, ci ha aperto scenari inimmaginabili e ci ha mostrato la possibilità di vivere in maniera differente rispetto alle nostre sedimentate consuetudini. Durante il lockdown, infatti, l'aspetto delle nostre città era radicalmente diverso da quello a cui eravamo abituati. Le nostre strade, da congestionate, sono divenute in modo surreale deserte, perché senza traffico per intere settimane. Vale la pena di ricordare che il traffico automobilistico è uno dei maggiori responsabili delle emissioni di inquinanti atmosferici e di emissioni di gas serra. La quota di emissioni di CO2 in Italia del settore dei trasporti, generato dall'uso delle auto, è cresciuta dal 54% del 1990 al 62% del 2017, producendo un totale di 61 milioni di tonnellate di CO2. Il pianeta ci chiede di diminuire l'inquinamento e all'interno del piano integrato per l'energia e il clima abbiamo preso un forte impegno in Europa in questa direzione, puntando a zero emissioni nel 2050. In queste settimane, infine, dovremo anche presentare linee di investimento all'interno della cornice New Generation Europe, dove proporremo progetti per la decarbonizzazione, la riqualificazione degli edifici della pubblica amministrazione locale, il rafforzamento dei superbonus e l'attuazione completa del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima. In tale cornice è indispensabile ripensare la nostra mobilità attraverso l'adozione di veicoli green e di mezzi a impatto zero, non solo su strada, ma anche nella logistica, nei processi produttivi. Sarà opportuno rivisitare il nostro rapporto con le auto. Dovremo imparare a privilegiare i servizi di mobilità condivisa, quelli tradizionali come il treno, l'autobus, il taxi, e quelli innovativi come tutte le attuali soluzioni di sharing mobility, bike sharing, car sharing, scooter sharing, carpooling, eccetera. Sarà essenziale anche concentrarci sullo sviluppo di città intelligenti e sostenibili, dove l'utilizzo della tecnologia è già la leva in grado di avviare e condurre nuovi modelli di organizzazione per i trasferimenti di persone e merci. Abbiamo davanti dunque un momento in cui possiamo cogliere innumerevoli opportunità per rivisitare modelli che oramai possiamo definire obsoleti e soprattutto nocivi per la salute dell'uomo e dell'ambiente. In questo momento stiamo vivendo davvero una rivoluzione a cui tutti siamo chiamati a dare un contributo. Per questo ritengo che iniziative come Citemos, coinvolgendo tutti i portatori di interessi di questo comparto, siano essenziali e propedeutici a disegnare gli scenari del futuro, dove sia possibile la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Occorre uno sforzo congiunto di istituzioni, imprese, corpi intermedi, cittadini e soprattutto dei giovani qui presenti, cui abbiamo il dovere di lasciare il miglior mondo possibile. Grazie e buon lavoro. Allora,
grazie al ministro Patuanelli che ci ha inviato questo messaggio per questa quarta edizione di CITEMOS, che è un acronimo, come sapete bene, Città, Tecnologia e Mobilità Sostenibile, organizzato da Confartigianato Imprese. E qual è l'elemento, secondo me, che già emerge dalle parole di Patuanelli? Che è evidente che la sfida è la sostenibilità, ma è la sostenibilità a 360 gradi, non soltanto quella ambientale, ma evidentemente anche quella occupazionale e quella economica. Dobbiamo trovare il modo di riuscire a rendere più malleabile, più flessibile il nostro impatto sull'ambiente, ma allo stesso tempo chiaramente dobbiamo sostenere il prodotto interno lordo. Insomma, non possiamo pensare semplicemente di tornare appunto alle biciclette dell'800. In questo la tecnologia ci dà evidentemente una mano, insomma, gli esempi citati del bike sharing, del car sharing, quindi l'incrocio tra la tecnologia digitale e anche vecchissimi strumenti come i monopattini, le biciclette o anche le automobili. Insomma, ricordiamo che sono la tecnologia del passato, partita alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento. Quindi diciamo l'incrocio tra vecchie e nuove tecnologie può sicuramente indirizzarci verso un'economia del futuro in cui riusciamo a rendere compatibili sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Allora invito subito sul palco il sindaco del Comune di Vicenza, Francesco Rucco, insieme ad Agostino Bonomo, presidente Confartigianato Imprese Vicenza, che organizza questo appuntamento CITEMOS. Benvenuti. Salve. Non ci diamo la mano perché ormai non è più d'uso, ma è come se l'avessimo fatto. Allora inizierei con il sindaco. Buongiorno a tutti, intanto grazie per l'occasione che avete dato ancora una volta alla città di Vicenza di confrontarsi su due temi importanti come innovazione tecnologica e mobilità sostenibile. Naturalmente sono due temi che per noi vanno di pari passo. E Confartigianato, quindi ringrazio Confartigianato per l'organizzazione anche di questo nuovo convegno, di questo nuovo festival appunto sulle nuove frontiere della tecnologia. Peraltro casca in un periodo in cui noi oggi lanciamo ufficialmente l'inizio di un percorso sul piano urbano di mobilità sostenibile. Presentiamo a mezzogiorno la squadra dei tecnici che hanno vinto il bando europeo per la progettazione del nuovo PUMS, che è un elemento quanto mai importante, anche perché senza il PUMS oggi nessuna amministrazione può accedere a finanziamenti europei piuttosto che statali o regionali. E quindi è una scommessa importante, casca proprio oggi in cui parte il festival, spero che sia di buon auspicio, e lavoreremo naturalmente per una mobilità sostenibile reale. Vicenza è una piccola città, però come tutte le città ha dei problemi, ad esempio legati alla mobilità, in particolare all'inquinamento, che in realtà in larga parte non è legato necessariamente solo alla mobilità, ma anche ad altri fattori. Però è chiaro che se interveniamo sulla mobilità sostenibile, questo ci permetterà anche di migliorare il rapporto con l'ambiente e quindi la qualità della nostra aria che respiriamo tutti i giorni. Questo naturalmente lo dobbiamo poi anche ai nostri figli e a chi verrà dopo di noi, quindi un percorso importante. Dal punto di vista sempre della mobilità sostenibile stiamo cercando proprio in quest'ottica di ridisegnare quella che sarà la Vicenza del futuro. È un altro tema su cui nei prossimi giorni ci confronteremo anche in Consiglio Comunale proprio sul nuovo documento per il piano degli interventi. Una Vicenza che punta più alla rigenerazione, al riuso e al rapporto con la mobilità sostenibile. Non possiamo pensare che solo l'auto giri per la nostra città, ma anche mezzi alternativi, quindi il trasporto pubblico locale, quindi tutti i mezzi di trasporto e di locomozione che possono essere naturalmente alternativi all'auto. E poi la parte elettrica naturalmente, quindi lo sviluppo dei motori elettrici, che è la scommessa per il futuro sul quale naturalmente dobbiamo essere anche noi amministratori di pieno supporto. Io ringrazio Confartigianato, ripeto, per l'occasione che ci dà e vi auguro a tutti un buon lavoro, un proficuo lavoro, e l'amministrazione naturalmente sia comunale che provinciale sono a disposizione anche per future collaborazioni, come abbiamo fatto anche di recente proprio con Confartigianato, con Innovation Lab e quel bando che ci ha visto giudicatari grazie alla Regione Veneto. Allora, grazie al sindaco.
Allora, Agostino Bonomo, in tutto ciò c'è la sfida degli artigiani e delle imprese che chiaramente si devono reinventare, visto che il mondo sta cambiando intorno a loro e intorno a noi anche. Certo, intanto buongiorno a tutti, benvenuti alle autorità, al signor Prefetto, al signor Presidente della Camera di Commercio e tutti quelli che hanno voluto essere con noi questa mattina ad un appuntamento che abbiamo voluto fortemente in questo momento in cui si deve pensare anche alla sicurezza delle persone, per cui in estrema sicurezza, grazie ovviamente anche al Sindaco che ci ha messo a disposizione questa meravigliosa location, che poi ha a che fare con la storia della città e con l'evoluzione della città, per cui estremamente in tema, perché partiamo da quello che sono stati capaci di fare qui dentro i nostri antenati e progetteremo quello che è il futuro. Abbiamo voluto farla anche proprio nel segno di convivenza con quello che stiamo vivendo, con Covid-19, perché dobbiamo in qualche maniera conviverci, questo è quello che ci raccontano gli esperti, e questa è una anche delle cose che a tutto tondo si carano all'interno di un guardare avanti, nel senso che cosa sarebbe stata anche l'esperienza del lockdown senza avere le moderne tecnologie. Pensate cosa sarebbe stato il lockdown senza internet, per esempio, che ci ha tenuti collegati con il mondo, non soltanto per quanto riguarda il mondo del business, ma anche il mondo degli affetti, poter vedere in lontananza magari i nostri anziani che non potevamo andare a incontrare per pericoli sanitari. Per cui siamo in un momento in cui tutte queste tematiche hanno avuto un'accelerazione con quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi e a maggior ragione siamo fieri 10 anni fa di essere partiti col primo progetto, di cui questa è l'evoluzione, e che da 2 anni è diventata peraltro una manifestazione nazionale. Saluto il Presidente Merletti, lo ringrazio di essere collegato con noi, ma lo ringrazio anche perché 2 anni fa lui ha deciso e ci ha proposto di far sì che questa manifestazione diventi nazionale, per cui può essere vista in tutta Italia e può essere utilizzata anche dalle nostre consorelle come momento di approfondimento di questi temi. Per cui grazie Giorgio anche per questo, oltre che essere con noi questa mattina. E ti porto anche il saluto di tutta la sala che è qui. Detto questo, io credo che quando siamo partiti appunto con futuro elettrizzante, si parlava di futuro elettrizzante. Oggi siamo a tutto tondo all'interno di una tecnologia che si è evoluta, non c'è casa costruttrice di automobili che non abbia dei motori elettrici, per cui una propulsione elettrica piuttosto che ibrida, per cui allora siamo stati quelli che hanno messo il seme di una innovazione, almeno come approfondimento. Oggi a tutto tondo parliamo di città sostenibile, non soltanto per quanto riguarda, come diceva prima il signor Sindaco, quello che è il tema della mobilità, ma a tutto tondo anche nel solco di quello che è il progetto della Smart City europea, che peraltro mette all'interno del grande contenitore che è il Green Deal anche ingenti aiuti e contributi proprio per far sì che queste città possano essere il più vivibili possibili e che tutti quanti noi ci acculturiamo di più in quello che è il rispetto dell'ecosistema, che è sempre più fragile. Vediamo che basta che ci siano degli eventi, peraltro per amor di Dio sicuramente per effetto del cambio di clima estremamente più violenti di una volta, ma ogni inizio di autunno vediamo che pezzi di montagna dopo una giornata di pioggia vengono giù. Dobbiamo pensare, no? Abbiamo visto anche questi giorni delle case che sono scivolate nei greti dei torrenti. Sono cose che una volta non si vedevano e con i quali oggi dobbiamo fare i conti non ogni 5 anni, ma mi pare 3-4 volte all'anno. Per cui diventa impellente che tutti quanti noi ci preoccupiamo di avere delle città più sostenibili, più vivibili e più sicure. Bene, mi dispiace che questa mattina il Ministro non abbia potuto essere con noi o voluto essere con noi, perché avrebbe potuto capire cosa fanno le piccole imprese su questi territori, le piccole imprese artigiane e la loro associazione nell'andare a progettare il futuro, perché vogliono bene alla loro comunità nella quale vivono e nella quale vogliono continuare a vivere e continuare a essere promotori di benessere su questi territori. Ecco, non è per amore di polemica, ma proprio una considerazione che mi sento di fare con voi. Poi l'altro tema è che abbiamo coinvolto in maniera importante la scuola, perché sui banchi di scuola c'è il nostro futuro. Confartigianato Vicenza da sempre ha un reparto al proprio interno che si occupa dei rapporti con la scuola e credo che questo sia il migliore investimento che noi possiamo fare. Ecco, per cui a tutti quanti voi e ai giovani auguro e mi auguro un buon Citemos. Grazie per l'attenzione che mi avete prestato. Allora,
Grazie a Francesco Rucco, sindaco del Comune di Vicenza, Agostino Bonomo, presidente Confartigianato Imprese Vicenza. In realtà abbiamo già in collegamento Giorgio Meletti, è già stato annunciato, benvenuto, presidente di Confartigianato Imprese. Dottor Merletti, quello che è emerso anche dalle parole di Agostino Bonomo è che in realtà quasi non esistono più le sfide locali, sono tutte sfide nazionali / internazionali. Pensiamo appunto alla sostenibilità, pensiamo alla sfida elettrica, insomma ormai non si può più ragionare su micro aree, bisogna ragionare in maniera forse un pochino più ampia, d'accordo? Sì, buongiorno, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie dell'invito e chiedo scusa di non essere lì. Mi spiace veramente, purtroppo capita in una settimana così abbastanza complicata che anche il giorno d'oggi è abbastanza complicato. Quando si vive in uno stato di eccezione si procede con DPCM, qualche preoccupazione arriva, e visto che ce n'è in arrivo un ennesimo, la preoccupazione ovviamente è tanta. Giustamente lei dice che il problema è più grande, sicuramente è più grande, e io apprezzo gli sforzi che Vicenza sta facendo, la nostra Confartigianato Vicenza sta facendo. Il signor sindaco ho ascoltato quando si parla di mobilità, poi i problemi ricadono sul territorio, perché le leggi si fanno a Roma, ma però poi, o perlomeno sì, si parla a Roma, in Italia, però poi tutto ricade sul territorio. Ecco, vedete, quando si parla di mobilità e si arriva sempre e comunque, perché è il territorio poi dove impatta questa mobilità, ci si dimentica una cosa, e non l'ho sentita dire neanche dal ministro, o perlomeno l'ho sentita dire da un ministro qualche tempo fa, ma a me lo raccontava il professore dell'università quando ho fatto gli esami di urbanistica 1 e urbanistica 2, e ci ha dato la cassetta degli attrezzi, uno dei primi attrezzi, il martello, no? Per dire, per chi fa fare gli anni, per chi fa il meccanico, è il primo strumento. Oggi se ne usano altri ben più sofisticati, ma allora erano questi, ed era una cosa molto semplice, che ogni vettore deve essere usato per la peculiarità che ha, ovvero la gomma per la capillarità, il ferro per altre cose. Noi abbiamo tante coste, quindi va usata l'acqua, vanno usati gli aerei, gli aeroporti, sono tutta una serie di cose che arrivano alla fine. Ecco, bene, in questo paese manca una cosa fondamentale, un piano integrato della mobilità, i centri di interscambio, perché vede, uso un paradosso, l'acqua minerale viaggia su gomma, ha senso? Secondo me no. Poi quella volta che mi è scappata una roba del genere, una riunione in una Confartigianato c'era un autotrasportatore che trasportava con minerale, ancora un po' mi strappi i capelli, meno male che non ne ho. Ma al di là di questo, è questo che voglio dire, non c'è un piano integrato. E porto ad esempio una cosa, io abito in Lombardia e Agostino lo sa questo paradosso che c'è. Se noi stiamo con il Po alle spalle e guardiamo a nord, partendo dalla Liguria e arrivando fino al Friuli, e contiamo gli aeroporti che ci sono, mal contati, ve lo dico io quanti erano, perché io ero sindaco in un comune vicino a Malpensa e mi sono occupato del problema. Ci sono 11 aeroporti, non sono collegati fra di loro, servono tutti. La domanda da fare, ecco, la politica quando decide dovrebbe prendere in considerazione queste cose, perché noi facciamo dei gran sforzi, non è mettendo freccia rossa che si risolvono i problemi di un paese, e parlo per il sud, dove manca freccia rossa, ma bisogna fare altre cose, l'interscambio merci, l'interscambio persone, ogni cosa deve essere fatta in modo razionale. Poi arrivano i problemi sul territorio, quindi Citemos fa un lavoro eccellente, il signor sindaco si muove perché i problemi li tocca con le mani, ma poi c'è in mezzo queste cose. Ecco, la politica dovrebbe decidere anche su queste cose. Poi si può sempre dire che non ci sono le risorse, per l'amor di Dio. Cominciamo a fare un piano, cominciamo a capire ciò che si sta facendo, ciò che resta da fare, e poi si cominciano a postare i danari. In mezzo a tutto questo ci sono le imprese. Vedete, noi come Confartigianato siamo convinti che l'attività di impresa può e deve contribuire a costruire un modello di sviluppo economico sostenibile. Per questo, come iniziative come Citemos, il Confartigianato Impresa accompagna l'imprenditore in un futuro dove i valori dell'artigianato vengono esaltati dall'innovazione tecnologica. Nessuno ha paura delle nuove tecnologie. Il nostro paese, oltretutto, ha messo al centro dell'agenda del governo un nuovo Green New Deal. Gli investimenti pubblici a questo punto dovranno avere al centro la lotta ai cambiamenti climatici.
il progressivo e sempre più diffuso ricorso alle fonti rinnovabili, la trasformazione dei rifiuti in risorse e la protezione dell'ambiente in generale. Massima priorità dovranno avere tutti gli interventi a sostegno delle imprese in chiave di efficientamento energetico, di mobilità sostenibile, economia circolare, riduzione delle emissioni di inquinanti e di gas serra. In tutto questo che ruolo hanno le nostre imprese? Un ruolo fondamentale, perché l'artigiano da sempre è socialmente responsabile e le nostre aziende si stanno orientando verso una eco-innovazione. Queste imprese ovviamente dovranno essere sostenute, ma non perché lo diciamo noi, ma perché lo dice la storia, lo dicono i numeri. Cosa c'entriamo noi? Noi c'entriamo tantissimo. Se proviamo a pensare che in Italia il 99,4% sono micro e piccole imprese e che il 67% dell'occupazione sta in queste imprese, proviamo a dimenticarcele e vediamo cosa succede. Cosa succede? Lo vediamo benissimo. In Italia si fanno le leggi per 26-27 mila, faccia 28 mila imprese, facciamo 30 mila perché siamo generosi, si fanno le deroghe per 4 milioni di imprese. Se una volta tanto si provassero a fare le leggi per 4 milioni di imprese e le deroghe, giustissime, anche per le restanti 26.000, 28.000 o 30.000, diciamo, sarebbe cosa giusta. Provarci, secondo me, è una cosa che deve essere fondamentale. Poi noi il nostro dovere lo sappiamo fare. Lo facciamo con le imprese che hanno una sostenibilità unica che però in realtà è divisa in tre e devono essere presenti tutte e tre, economica, sociale e ambientale appunto. Noi viviamo in questo territorio dove abbiamo residenza fiscale e residenza legale. Non viviamo all'estero, viva Dio, e quindi facciamo questo nell'interesse dei nostri paesi. Questo siamo noi. E quindi le iniziative come Citemos, io credo che siano cose estremamente positive, giuste, da portare avanti, ma bisogna che anche la politica decida di guardare da questa parte, perché piace o non piace per loro, il futuro, l'occupazione passa da qui, non passa da altrove. Quindi io dico grazie Agostino e ti saluto caramente, grazie alla Confartigianato di Vicenza che ha avuto questa buonissima idea 10 anni fa, però deve avere le gambe, però io credo che le gambe debba essere anche lo Stato a dare. In questo momento c'è un'opportunità importante, l'Europa ce lo chiede, il mondo ce lo chiede, il Covid ce lo chiede. Col senso di responsabilità noi ci siamo. Vorremmo che ci fossero anche tutti gli altri, senza pensare di correre avanti. Noi abbiamo portato anche agli Stati Generali proposte concrete, serie, è stato apprezzato, siamo arrivati con un documento scritto con ipotesi concrete, ma gli altri sono arrivati a raccontarla. Noi abbiamo avuto il coraggio di metterlo nero su bianco e tu ci dici grazie per il documento che avete lasciato, sì l'avevamo lasciato noi, non gli altri. Buon lavoro e la prossima volta cercherò di esserci, anche se quest'anno purtroppo io ho finito. Allora ce lo auguriamo tutti quanti. Grazie a Giorgio Merletti, ci auguriamo tutti quanti chiaramente di riconquistare il più velocemente possibile la nostra libertà di movimento e anche di attività, insomma, non solo di pensiero, e chiaramente stiamo lavorando per questo, anche se proprio appunto Merletti parlava delle difficoltà che ci sono in questi giorni, chiaramente faceva riferimento anche alle decisioni del governo su ulteriori restrizioni, insomma stiamo tutti aspettando di capire bene quale dovrebbe essere la decisione da questo punto di vista. E vorrei aggiungere un ingrediente, perché si è parlato giustamente di giovani, di studenti, di formazione, insomma di una catena di trasmissione che parte dalla scuola, parte dall'eccellenza della scuola per riuscire a creare anche un alimento per le imprese. Aggiungo un ingrediente che è quello della ricerca, visto che in questo momento si dibatte molto dei fondi che dovrebbero arrivare dall'Europa, insomma faccio riferimento al Recovery Fund piuttosto che al Next Generation EU, chiaramente una parte di questi fondi potrebbero anche andare ad alimentare la ricerca e la scienza, perché chiaramente dalla ricerca che nasce poi la nuova tecnologia, quindi dovremmo alimentare anche questo aspetto per poter dare, diciamo, delle speranze concrete a tutta la società, ma soprattutto ai giovani che qui ci stanno ascoltando. Allora,
da questo capite già che io mi sento già anziano, insomma, però è evidente che c'è anche un passaggio psicologico da questo punto di vista. Allora, continuiamo con il nostro dibattito. Invito sul palco Lorenzo De Michieli, direttore Rehab Technologies dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, prego. Grazie, buongiorno. Giorgio Spanevello, direttore ITS Meccatronico. Grazie, benvenuto. E Laura Speri, direttrice ITS LAS Logistica, Ambiente, Sostenibilità e Trasporto. Benvenuta, salve. Giustamente facciamo un applauso ai nostri ospiti che adesso ci aiuteranno a capire quali sono le frontiere di questo cambiamento di cui stiamo parlando. Partirei da Lorenzo De Michieli. Sì, io ho una presentazione. Sì, abbiamo forse... esatto. Mi alzo in piedi. Intanto... Okay. Buongiorno, allora, intanto grazie di avermi invitato. La cornice, la manifestazione, insomma, è prestigiosissima. Vi vorrei raccontare di come dalla robotica già adesso, soprattutto da una robotica in realtà che è apparentemente un po' fantascientifica, quella umanoide, un po' più complicata, quella che sembra avere e avrà sicuramente implicazioni, come dire, concrete e quotidiane in là nel tempo, in realtà possono già derivare applicazioni presenti già oggi e nell'immediato futuro in un settore che ci è particolarmente chiaro e anche all'onore della cronaca, cioè il settore della salute. Vi farò qualche esempio delle cose che facciamo noi all'Istituto Italiano di Tecnologia, in particolare nel mio laboratorio. Bene, prima di tutto però partiamo dal razionale, no? Perché la robotica può essere un aiuto che ha a che fare col settore della salute? Beh, i motivi sono fondamentalmente tre, se vogliamo. Il primo è questo, che il mondo sta diventando un luogo parecchio affollato. Questa è una foto di un paio d'anni fa, forse dell'anno scorso, una lunga fila sul Monte Everest per arrivare in cima, scattare un selfie, poi scendere giù. Immagine scherzosa, in realtà tragica, insomma, se vogliamo, da un certo punto di vista. Comunque, per indicare un fatto, diciamo, concreto, quantitativo, tra 30 anni su questo pianeta saremo circa 10 miliardi di persone. Adesso siamo 7,5 e insomma, quindi una cifra largamente più alta e molto considerevole. Sarà un mondo molto molto affollato. Il secondo motivo è che sarà anche più anziano. Sempre dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sappiamo che sempre nel 2050 gli over 60 saranno una persona su 5, quindi il 30% in più di quelli che sono adesso. Il terzo motivo è che mondo affollato, tecnicamente più denso, più anziano, con meno capacità lavorativa propulsiva, ci saranno, terzo motivo, una serie di esigenze di questa popolazione sempre crescenti che sono legate alle disabilità a lungo termine. Pensate, quelle più rilevanti prevalentemente sono queste, insomma, sono l'ictus, che è una causa enorme, circa in USA 800.000 persone all'anno sono colpite da ictus. Fortunatamente la maggior parte di queste sopravvive, ma ha bisogno di cura a lunghissimo termine. In USA e in Europa ci sono circa 23.000 lesioni midollari, principalmente giovani, tra i 20 e i 25 anni, over 70. Ci sono, insomma, l'ictus più le lesioni midollari sostanzialmente incidono su circa, già adesso, 1 miliardo di persone, per non parlare poi delle amputazioni, altro aspetto che causa disabilità per tutta la vita. Questi sono i numeri molto rilevanti, Europa più USA circa 300.000 amputazioni all'anno. Bene, è evidente che allora, a causa di questi tre motivi noi dobbiamo avere a che fare e sviluppare, promuovere tecnologie che abbiano impatto sull'uomo e sull'impronta che l'uomo lascia su questo pianeta, no? Quindi sostanzialmente concentrarci, come stiamo già facendo fortunatamente in un certo senso, su salute, sulla gestione dell'acqua, del cibo e dei rifiuti, sulla biodegradabilità, su tre macro temi dove alcune tecnologie più di altre possono fare una differenza enorme, la robotica, l'ICT, i materiali intelligenti, bioispirati e la medicina personalizzata in primis.
Ma perché la robotica umanoide poi, quindi rispetto se vogliamo, come dire, al tema della salute? Abbiamo capito che ci sono 3 motivi fondamentali per cui probabilmente, anzi sicuramente abbiamo bisogno di assistenza, e forse le macchine in questo ci possono venire incontro. Perché poi da queste così complicate? Beh, ci arriviamo subito. Questo è ICAB, all'Istituto Italiano di Tecnologia, forse lo conoscete, l'avete già visto magari in qualche foto, di robotica umanoide ne facciamo tanta per studiare, insomma questa è una macchina completa, ha 56 gradi di libertà, ma sostanzialmente diciamo, è una scusa fantastica per studiare l'uomo anche, no? Quindi cercare di replicarne alcune facoltà in forma artificiale, il suo sistema attentivo, la collaborazione uomo-macchina, la sua capacità motoria. Questo è un altro robot, ormai questo è già un po' anzianotto, questa immagine lo ritrae qualche anno fa, quando incominciava a muovere i primi passi, era stato destinato a studiare il sistema vestibolare, l'equilibrio del robot. Questi sono, diciamo, i primi passi molto robotici, o altri robot come questo, che è Walkman, che è molto grosso, destinato ad andare su scene del disastro per operare su valvole, su muri, come dire, è un robot che sa abbastanza bene guidare, stava imparando in quel momento, oppure robot che sono più docili, più funzionali, più adatti a essere vicini all'uomo e meno costosi, come questo. R1 ha un corpo che permette di compiere azioni quotidiane facilmente, senza essere estremamente complesso, alzarsi per prendere le cose dall'alto, magari da uno scaffale, o allungare le braccia per prenderla a terra. Non ha le gambe ma le ruote, perché è più facile da costruire e costa meno. Ebbene sia, questa è una foto di famiglia che li ritrae qualche anno fa un po' tutti assieme. Quindi i motivi per cui dalla robotica umanoide si possa passare diciamo, alla salute sono fondamentalmente 2, e più o meno si capisce. Il primo è perché per fare questo tipo di macchine bisogna avere a che fare con un dominio molto importante, quello della scienza, della tecnologia. Bisogna fare meccatronica avanzata, sensori, attuatori, intelligenza artificiale. L'altro, diciamo, parallelamente bisogna studiare che cosa? Il controllo motorio delle persone, bisogna studiare l'uomo, no? Capirne alcuni paradigmi di funzionamento in modo, diciamo, piuttosto intenso ed elaborato, la visione, la percezione, alcuni aspetti cognitivi, l'interazione. Bene, questi 2 macro ambiti che servono per fare i robot umanoidi possono essere insomma, riutilizzati in 2 modi fondamentalmente. Il primo è quello di creare un giorno assistenti robot che si potranno prendere cura delle persone. Diciamo, adesso lo stiamo sperimentando in un camera d'ospedale con la Fondazione Don Gnocchi per fare operazioni molto semplici, prendere le pillole, chiamare il medico, accompagnare una persona in un corridoio, un giorno per diciamo, situazioni molto più elaborate. Ma soprattutto questi elementi li possiamo ricombinare per non costruire robot umanoidi, ma per costruire macchine che si prendono cura delle persone, okay? Le riabilitano, quindi perché conosciamo l'uomo e perché sappiamo fare le macchine bene. E questo è il motivo, diciamo, è la missione del mio laboratorio, Rehab Technologies Lab, dove proprio nasce diciamo, con INAIL nel 2014, proprio per costruire oggetti riabilitativi, macchine ad alta performance, ad alta capacità diciamo di impatto sulla clinica e sull'uomo. Gruppo di circa 50 ingegneri, un poco più, lavoriamo in logica di co-design, ovvero sia lavoriamo fin da subito su ogni progetto assieme ai medici, assieme ai pazienti, assieme ai terapisti, assieme anche ai designer industriali, perché questo è un aspetto, diciamo, rilevante che fa sì che si possano costruire oggetti che effettivamente servono, o almeno così noi pensiamo. Che cosa facciamo? Lavoriamo su 3 macro ambiti e vi mostrerò un paio di progetti. Sono le cose che vi posso mostrare perché altri ne abbiamo in cantiere, ma diciamo, non sono ancora divulgabili. Lavoriamo nell'ambito della protesica, arto superiore e arto inferiore, lavoriamo nell'ambito delle macchine indossabili, gli esoscheletri, e lavoriamo anche nelle interfacce tra uomo e macchina, proprio perché l'integrazione fra il mondo dell'uomo e della macchina, perché le macchine possano aiutare davvero, deve essere il più possibile intensa e come dire, efficace. Vi racconterò in primis del progetto dell'esoscheletro di arto inferiore, che è un progetto ormai piuttosto maturo. L'esoscheletro ha anche un nome, un logo, si chiama Twin. Perché gli esoscheletri? A che servono? Bene, questo è un filmato che rappresenta una tipica, se va bene, tipica insomma, nei casi migliori, insomma, momento, diciamo, di esercizio riabilitativo per una persona con lesioni midollari parziali.
quindi possibilità motoria residua che va esercitata per ripristinare insomma, il più possibile alcune funzioni. Cosa c'è che diciamo, può essere migliorabile o che cos'è che c'è di insomma, apparentemente molto critico? Ci sono diversi aspetti, no? Diversi aspetti. Il primo che le persone muovono il passo e quindi probabilmente il passo non è riproducibile, un passo probabilmente è un po' diverso dall'altro, è più spinto, meno spinto, più lungo, meno lungo. Ci sono 4 persone che stanno vicino ad un paziente, il paziente è in una posizione non naturale, è appeso al soffitto. Il profilo della camminata non è riproducibile, non è quantificabile del tutto, quindi ci sono alcuni aspetti in cui la robotica e soprattutto oggetti come un esoscheletro possono intervenire. Io mi ero le chiedo di accelerare e poi riprendiamo il dibattito. Benissimo. Dopo. Ve lo mostro. Quindi l'abbiamo, pardon, mi ero atterrato sui 10 minuti, sì. Mi ero atterrato sui 20, no. ma pazienza. No, ma tanto poi avremo un dibattito No, ma non è un problema, Perfetto. figuriamoci, era solo per capire dove devo arrivare. Ve lo mostro, faccio prima, vi faccio vedere un paio di filmati. Quindi avete capito che ci sono alcune situazioni dove questo tipo di macchine possono avere un impatto notevole. Abbiamo voluto costruire il nostro assieme a INAIL perché? Perché potesse rispondere a 4 grossi problemi che erano ancora, come dire, aperti, dove potesse essere un oggetto usabile in autonomia senza avere un assistente che lo fa usare, che sia facile da trasportare, da indossare e quindi da usare soprattutto in combinazione con la carrozzina. Siamo partiti da, insomma, di nuovo parti di robot umanoide e siamo arrivati a un oggetto così, che è questo, si chiama Twin, ha alcune caratteristiche fondamentali su cui comunque non mi soffermo, ha un'unità centrale, una batteria, dei motori che muovono le anche e le ginocchia. Lo abbiamo, vi mostro e arrivo al punto e chiudo, le caratteristiche che noi insomma, crediamo sono quelle estremamente distintive, cioè il fatto che sia completamente smontabile. Che cosa vuol dire? Non è banale per questo tipo di macchine. Vuol dire che una persona, filmato accelerato perché ci vogliono un po' di minuti, circa 7-8, lo può montare a partire dalla carrozzeria completamente addosso, pezzo per pezzo. Questo è il senso di questo oggetto specifico. Quindi commutare sostanzialmente dalla carrozzina in modo autonomo, completo, attaccarlo con, insomma, alle parti e alla sua unità di controllo, accenderlo e sostanzialmente poter partire di nuovo a camminare, almeno per qualche ora o almeno per qualche decina di minuti, per quanto è possibile sostenibile per la persona e soprattutto non su un tapis roulant. Lo stiamo sperimentando in ospedale, chiudo con questo, queste sono immagini di primi test clinici, in realtà non sono i primi, sono più evoluti, questi sono anche abbastanza resistenti, lui è un paraplegico, soggetto paraplegico completo con lesione completa toracica e quindi non ha alcuna mobilità agli arti inferiori e come vedete insomma, questo è l'effetto complessivo di queste macchine. Io mi fermo qui, grazie dell'attenzione. Grazie mille. Mi spiace dover fare il vigile del traffico, ma sostanzialmente mi chiamano per questo. Quindi... certo. Comunque è una tecnologia incredibile perché poi stavo pensando che il cinema ci ha abituati a vedere tutte queste trasformazioni in corso e quindi magari il nostro occhio ormai si è abituato a vedere queste cose al cinema, ma capite bene che farlo fuori dal cinema è totalmente un'altra cosa, anche perché poi stiamo utilizzando queste tecnologie, state utilizzando queste tecnologie per risolvere problemi medici, ma in realtà possono essere utilizzate per esempio anche per potenziare l'uomo nelle fabbriche, insomma, certo. Per evitare dei danni durante il lavoro, soprattutto nei cosiddetti lavori usuranti, insomma, quindi ci sono delle prospettive molto, molto ampie da questo punto di vista. Volevo spendere qualche secondo sulla foto dell'Everest perché secondo me è molto interessante, è sicuramente quella di 2 anni fa perché quest'anno, come sapete, l'Everest è stato chiuso a causa del lockdown, sono saliti soltanto i cinesi, ma è stata una cosa molto interessante da seguire perché chiaramente i cinesi si sono dati da soli il permesso attraverso il Tibet e sono saliti e hanno montato delle tecnologie, hanno utilizzato non solo delle tecnologie montate lungo il percorso, ma hanno utilizzato anche il satellite per tentare di rimisurare l'Everest. L'altezza dell'Everest sapete tutti quanti che è 8.848 metri convenzionalmente, c'è tutto un dibattito
sul cappello di ghiaccio, di quanto sia alto e se bisogna considerare il ghiacciaio anche parte della montagna, ma adesso stanno utilizzando le tecnologie per misurare di nuovo l'Everest, e infatti a livello internazionale si sta attendendo il risultato di questa misurazione, insomma, che potrebbe non essere più 8.848 metri, per questo ero certo della fotografia. Torneremo sul dibattito legato ai robot, perché è chiaro che c'è anche tutto un tema occupazionale molto interessante da questo punto di vista. Allora, Laura Speri, direttrice ITS LAST. LAST appunto è un acronimo, sta per logistica, ambiente, sostenibilità e trasporto, cioè tutte le tematiche di cui stiamo parlando. Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio per l'invito. Mi è stato detto i temi del Festival CITEMOS, tecnologia, formazione, impresa. Devo dire che gli ITS rispondono bene a questi tre parole. Io, anche se qui ci sono dei ragazzi che stanno frequentando l'ITS, volevo fare una presentazione di che cosa sono, perché ci rendiamo conto, noi siamo nati 10 anni fa, ma molto spesso incontriamo aziende che non conoscono ancora l'esistenza delle nostre realtà. No. Scusate. Gli ITS sono dei percorsi di formazione post-diploma nati con un DPCM del 2010. Che cosa prevedono? Sono corsi di 2 anni, 1800-2000 ore, e hanno la caratteristica di avere metà delle ore in stage e metà delle ore in aula. Le ore d'aula come vengono svolte? Sono fatte per almeno il 50% da docenti che vengono dal mondo dell'impresa. Quindi i docenti che tutti i giorni lavorano, sono dei tecnici in quel settore specifico, portano in aula le cose pratiche e i ragazzi fin da subito conoscono sì la teoria, ma anche poi la pratica. Gli ITS hanno un'ottima occupazione, nel senso che in Veneto siamo 7 fondazioni e la percentuale di occupazione è sul 90%. Questo perché? Perché il ruolo dell'impresa è fondamentale. L'impresa in che cosa... come lavora con l'ITS? L'analisi dei fabbisogni. Noi incontriamo le imprese, sono le imprese che ci dicono di che cosa hanno bisogno. La Fondazione LAST è nel settore della appunto mobilità sostenibile. Noi facciamo 3 corsi, uno in logistica, Verona, Padova, Vicenza, uno service manager che ha sede a Verona e un corso Digital Transformation, chiaramente progettazione di siti, cyber security, big data, e questo è un settore che pervade qualsiasi azienda. Quindi questi sono i nostri 3 ambiti. E quindi chiediamo alle aziende di che cosa hanno bisogno e le aziende ci dicono il laureato magari arriva che sa magari tanta teoria, la scuola forma questo tipo di figura, ci manca e ci dicono che cosa ci manca. L'impresa ci dà il know-how, come dicevo, tanti docenti arrivano dall'impresa e quindi i ragazzi imparano subito le competenze specifiche di quel settore. Il progetto stage, 50% delle ore sono in stage. E lo stage viene organizzato come un lavoro. L'impresa ci dà la job description, io ho bisogno di una persona che sappia fare XYZ e accogliamo anche i desiderata dei ragazzi.
Nella logistica magari c'è chi, magari la ragazza conosce bene le lingue, ha piacere anche di usare le lingue durante il lavoro, più un lavoro da ufficio, magari, e quindi magari potrà fare import-export, pratiche doganali e così via. Magari ci sono dei ragazzi che ci dicono: io ho 8 ore davanti al PC, non ce la faccio, io ho bisogno di un lavoro più dinamico. E quindi magari può fare l'ufficio traffico, risolvere i problemi, gestire i camion dell'azienda di autotrasporto. Quindi si cerca di combinare l'esigenza dell'azienda con i desiderata del ragazzo. I project work, soprattutto quest'anno che chiaramente tanto è stato fortunatamente trasformato in FAD, siamo riusciti nel giro di una settimana a spostare le lezioni dall'aula alla formazione a distanza, e poi abbiamo avuto anche il problema dello stage. Tante aziende erano chiuse. Fortunatamente i nostri ragazzi nel settore della logistica continuavano a lavorare, c'erano ragazzi che avevano avuto un contratto già durante il corso, e quindi chiaramente sappiamo tutti che anche durante la pandemia la logistica ha continuato a lavorare, però chi doveva fare lo stage chiaramente non è riuscito. E quest'anno più degli altri anni il project work è stato fondamentale, nel senso che abbiamo avuto le aziende che ci hanno dato delle loro problematiche, che i ragazzi in gruppo, seguiti chiaramente dal professionista, nostro docente, li ha accompagnati a fare dei progetti assolutamente interessanti. I ragazzi del service manager, ad esempio, hanno pensato all'officina del futuro. Dopo il Covid l'officina come sarà? Quindi pensare al comunicare con il cliente e facendo vedere il video della riparazione, in modo che il cliente da casa potesse seguire la riparazione, o pensare al tracking della riparazione. Io da casa, collegandomi all'app piuttosto che a un altro dispositivo, vedo che la mia macchina in questo momento è sul ponte, vedo che sto aspettando il ricambio XY, prevedo che la mia riparazione sarà terminata dopo X giorni. Quindi è un esempio tra i tanti, però la parte del project work è stata sicuramente fondamentale. Altro apporto importante delle imprese: le visite didattiche. Le visite didattiche, purtroppo quest'anno non siamo riusciti ad andare all'estero perché chiaramente era tutto bloccato, però in genere andiamo al porto di Rotterdam per vedere la logistica, o andiamo a vedere la fabbrica della BMW, assolutamente tutta robotizzata, e quindi anche durante Amazon, per unire la mobilità sostenibile, per unire la logistica e per unire la user experience. Quindi il toccare con mano le realtà che ci sono nei nostri settori per i ragazzi è assolutamente fondamentale. Chiaramente l'occupazione, lo stage è un modo per l'impresa per capire se quel ragazzo può andare bene, e poi anche per il ragazzo per capire se quello sarà il lavoro della sua vita. Succede qualche volta che il ragazzo dopo il primo stage dica: ma pensavo fosse un po' diverso, quindi insomma è anche un orientamento anche proprio per i ragazzi. Quindi ecco, assolutamente impresa è la cosa più importante nei nostri percorsi. Chiaramente anche i ragazzi che abbiano voglia di fare, che abbiano voglia di mettersi in gioco, ma queste sono le cose che ci dicono le imprese. Tante volte no, quando facciamo le selezioni, perché all'ingresso si fanno le selezioni, ma bisogna conoscere bene questo, quest'altro. No, sono le imprese le prime a dirci: vogliamo ragazzi che abbiano voglia
mettersi in gioco. Poi le competenze si acquisiscono, ci sono 2 anni, teoria e pratica, e si riesce, ma la curiosità e la voglia è la cosa più importante, e questo insomma siete voi aziende a dircelo. Oltre che un lavoro, per il 95% dei casi, chiaramente l'ITS dà anche un diploma di quinto livello EQF che può essere speso in tutta Europa. La maturità fa il 4, la laurea fa il 6. Questo era il livello che mancava in Europa e che ora con gli ITS c'è. Io mi fermo anche qui e vi ringrazio. Allora, grazie a Laura Speri. In effetti è vero, c'è un gap di conoscenza sugli ITS, quindi bisognerebbe parlarne di più. Infatti continuiamo a parlarne con Giorgio Spanevello, direttore ITS Meccatronica. ITS Meccatronico Veneto. Buongiorno a tutti, saluto le autorità, ringrazio il Presidente Bonomo che in maniera anche molto opportuna ha pensato di, come già l'anno scorso, di darci questa grande occasione anche di aprire il nostro anno accademico, nel senso che perché l'ITS Meccatronico e l'ITS Last sono qui? Sono qui perché gli ITS sono legati ai temi della tecnologia, sono legati a quello che in realtà è l'enorme buco che, scusate il termine, ma che abbiamo nel nostro sistema formativo, cioè le competenze. Se noi andiamo ad esempio a vedere le nostre ottime scuole superiori, riusciamo a vedere che si arriva a dare delle competenze di base, dopodiché quando mi si dice cosa si fa di 4.0 nelle scuole superiori, io dico sempre 0.0, nel senso che si arriva fino a un certo punto e evidentemente serve qualcosa in più, per cui benissimo l'università che chiaramente poi porta anche a tutta la ricerca. Sono ammiratissimo di tutto quello che poi viene fuori dalla ricerca, dagli istituti di tecnologia applicata, gli istituti di cui abbiamo visto degli esempi. Però è chiaro che mancano le competenze, mancano a questi alti livelli, ma mancano anche a livello delle aziende e delle imprese. Per cui il nostro compito veramente arduo è quello di dare un po' un ponte su questo. Quindi io sono contento che ci siano i miei ragazzi dei primi anni e che entrino un po' in questa logica di passaggio, no? Passaggio da scuola ad azienda. Si dice sempre scuola-azienda, però dobbiamo finalmente riuscire a farlo questo passaggio collaborando con le aziende. Gli ITS sono proprio questa espressione. Saluto anche i ragazzi delle altre sedi dell'ITS Meccatronico che sono collegati in streaming e che ci stanno ascoltando, per cui oltre alle 2 classi del corso di meccatronica di Vicenza e del 4.0 che vedete con le magliette rosse, ci sono anche le altre sedi dell'ITS Meccatronico. Per introdurre un po' e chiaramente non ripetere, perché poi siamo tutti ITS e la collega Speri ha ben descritto la parte generale, vi faccio vedere un trailer iniziale, dopodiché mi soffermerò solo su alcuni punti caratteristici del nostro ITS. Se la regia può, grazie.
Ecco, avete visto delle immagini in cui si vedono dei ragazzi che studiano, ma si vedono soprattutto dei ragazzi in azienda, dei ragazzi che lavorano, no? Dei ragazzi che prendono in mano le cose. E quindi evidentemente il nostro compito, intanto chiedo di far partire la presentazione, il nostro compito come ITS non è quello di sovrapporsi all'università, noi siamo paralleli all'università, non facciamo la formazione dell'università, abbiamo un'ottima università in Italia, per cui non ci sovrapponiamo a questa. Cerchiamo di dare quella formazione, come ha ben detto prima la mia collega, che è una formazione che porta i ragazzi in un tempo limitato di 2 anni ad avere le competenze necessarie ad affrontare il mondo del lavoro dalla porta principale, cioè essendo già inseriti in azienda ed avendo tutto quello che serve, la famosa cassetta degli attrezzi, no? Che consente loro di avere anche delle posizioni che in azienda sono richiestissime, perché è vero che in azienda serve l'ingegnere, serve la preparazione, diciamo, di tipo teorico, ma serve anche molto la figura del tecnico applicativo, quello che qualche anno fa erano i periti che uscivano dagli istituti tecnici in Italia, ma che adesso, forzatamente, colpa di nessuno, ma evidentemente il mondo del lavoro e le competenze si sono effettivamente sono diventate molto complesse, per cui sono necessarie preparazioni di tipo post-diploma. Solo per dire 2 parole su come noi siamo partiti su una carta d'identità della Fondazione. Siamo partiti nel 2011, non siamo ancora molto conosciuti, però sono passati 10 anni. Nel frattempo abbiamo portato a termine 30 corsi, 627 diplomati. Attualmente ci sono 23 corsi in essere, 98% occupabilità media, eccetera, eccetera. Questo non per illustrare le medaglie, ma per dire che nel nostro piccolo, partendo da zero nel 2013 e non avendo strutture proprie, ma appoggiandoci a strutture di soci della fondazione, appoggiandoci all'aiuto delle aziende e delle associazioni datoriali, abbiamo fatto strada e i risultati si stanno vedendo. Scusate, ma sto sbagliando i tasti. Perfetto. Speriamo adesso di arrivare a quella. Perfetto. Qui sono le 10 sedi operative su cui si svolgono i nostri corsi in Veneto, ma volevo fermarmi soprattutto Queste sono le nostre figure professionali. Vedete, siamo passati da meccatronica e automazione, che sono i nostri corsi con cui siamo partiti, siamo andati anche a sconfinare nell'area dell'ICT, perché ormai nell'ambito tecnologico i confini tra le specializzazioni stanno diventando sempre più labili, per cui è vero che ci sono degli specialisti, però tutte queste tecnologie vengono applicate assieme. Ok, adesso ho capito come si fa, finalmente. Io mi volevo soffermare principalmente su questa slide. È chiaro che il mondo della formazione deve cambiare assieme a come sta cambiando il mondo del lavoro. Allora, evidentemente la didattica ingabbiata come l'abbiamo noi nelle scuole di tipo tradizionale ci sta un po' stretta, nel senso che la scuola superiore, orario settimanale, le materie, tutto ingabbiato in un orario che si ripete, eccetera. Non ci sono più, ma insomma tutti ne parlano ancora, i programmi ministeriali, sempre quelli, eccetera. Allora, l'ha già anticipato la mia collega, le nostre progettazioni sono fatte da un CTS, che è un CTS che lavora, che è fatto da direttori di produzione, da persone che lavorano in azienda, e quindi il CTS dà gli input assieme a tutte le altre aziende socie e poi valida le progettazioni. Mettiamo insieme un sistema appunto integrato scuola-azienda.
E poi nelle metodologie didattiche andiamo a fare almeno per come l'abbiamo interpretato noi, andiamo a proporre non il classico stage alla fine dell'esperienza, quindi prima studio e dopo metto in pratica, ma abbiamo cercato di integrarlo, per cui i nostri ragazzi fanno 3 giorni a scuola alla settimana e 2 giorni in azienda, cioè integrando il progetto formativo con quello che viene poi svolto in azienda. Qui poi chiaramente un'altra cosa importante che avete visto nel filmato è come mettere in pratica e come far imparare, come far apprendere le competenze ai ragazzi. In questo abbiamo un'attività che si chiama Team Working, che sostanzialmente è una grossa palestra. I ragazzi hanno dei temi, hanno un budget per comprare della componentistica, imparano delle tecniche di svolgimento dei progetti e poi imparano soprattutto a progettare e a realizzare dei prototipi. Non sono cose chiaramente come quelle che abbiamo visto, che chiaramente richiedono anche competenze superiori, ma attraverso queste apparecchiature che avete visto, questi device che creano, imparano a mettere le mani in pasta. E quando un ragazzo comincia a capire che quello che fa può portare a qualcosa, diventa un ragazzo che è anche padrone della tecnologia e padrone delle competenze che riescono poi a farlo progredire. Un'altra cosa importante, poi io ho chiuso perché mi pare che mi stia guardando, allora l'internazionalizzazione, ossia quest'anno purtroppo ci hanno un po' chiuso tutto e vabbè, non ripeto il lamento che è legato al Covid, però diamo la possibilità ai ragazzi di andare all'estero per un paio di mesi durante l'estate. Chiaramente il ragazzo deve essere motivato, deve aver voglia di farlo. L'esperienza che può fare in un'azienda all'estero non è un Erasmus universitario di studio, è un Erasmus proprio applicativo, li avete visti anche prima nel filmato, e è un'esperienza impagabile, cioè i ragazzi imparano a destreggiarsi in un ambiente anche non amico, con una lingua, l'inglese. Non smetterò mai di dire che i nostri ragazzi purtroppo dalle scuole imparano poco l'inglese e quindi poi quando è il momento no. Adesso chiudo, non faccio vedere più slide, ma volevo farvi l'ultimo trailer che è di qualche minuto di uno di voi che vi dice la sua esperienza. Grazie. Ciao, sono Alberto e oggi vorrei raccontarti qualcosa riguardo ITS Meccatronico Veneto. Mi rivolgo a te che ora hai l'opportunità e anche a qualche amico che magari l'ha già fatta negli anni passati. Il percorso che ho scelto ha una durata di 2 anni, durante i quali ogni studente ha l'opportunità di approcciarsi a progettazione, gestione e manufacturing relativamente a processi e a prodotti di natura meccanica. Insomma, detto così fa figo. Tuttavia, per capire bene di che cosa si tratta, te lo spiego in parole povere. Lezioni teoriche, un po' di lezioni pratiche e un tirocinio in azienda ti permetteranno di imparare ad analizzare i problemi e anche a trovare delle soluzioni, come un vero tecnico al giorno d'oggi ormai deve saper fare. Problemi tipo scegliere il tipo di controllo per un motore elettrico oppure programmare una lavorazione in modo tale che poi essa risulti più economica possibile. Non scendo più sul dettaglio perché poi ognuno ha l'opportunità di specializzarsi in azienda e durante team working. Infatti assieme ad altri tuoi 4 o 5 compagni avrai l'opportunità di progettare e realizzare interamente un dispositivo, rimanendo all'interno di un budget monetario fisso e potendoti occupare anche dell'aspetto più commerciale. Insomma, se un po' ti ho incuriosito, collegati subito al sito www.itsmeccatronico.it. È presente il ragazzo che ha fatto la presentazione? Ah, si è appena diplomato, quindi già sta lavorando, ottimo. Va bene, questa è la buona notizia allora. Bene, bene. Allora, ai ragazzi che cominciano adesso ricordiamo, avevo detto, Istituto ITS Meccatronico Veneto, partite in un'area che è stata sempre formidabile dal punto di vista dell'innovazione. Sapete che il Veneto ha quasi inventato tutto, insomma. Cioè, cito soltanto dalla storia l'invenzione degli occhiali nel 1200. Ho visto che c'è una sede a Treviso, giusto?
a Treviso c'è un affresco di Tommaso da Modena, bellissimo, che è diciamo, considerata la prima rappresentazione pittorica degli occhiali. In Veneto nasce il libro tascabile con Aldo Manuzio, in Veneto nasce quello che oggi chiamiamo il brevetto, un elemento fondamentale nella tecnologia, e in Veneto, pensate, è nata anche la chiocciola, la stessa chiocciola, perché era un'unità di misura al tempo, insomma, quindi poi è stata recuperata questa chiocciola ed è entrata nell'email, quindi nel linguaggio comune della tecnologia, quindi partita in un'area che evidentemente ha nel proprio di inventiva questa creatività, e questo credo che non vada dimenticato. Allora, abbiamo un breve dibattito per parlare di tematiche molto rilevanti. Abbiamo visto formazione e occupazione, fondamentalmente formazione, tecnologia e occupazione, queste sono le parole chiave, e ci ha fatto vedere l'importanza della robotica, l'importanza di una trasformazione che peraltro vede l'Italia protagonista, perché anche qui vorrei spendere 2 parole per rispondere a chi pensa che la robotica possa essere, diciamo, un problema per l'occupazione. Appena uscito, non so se l'ha visto, uno studio interessantissimo di Banca Italia che ha analizzato gli ultimi 15 o 20 anni, insomma, quindi un lasso di tempo importante, peraltro proprio un lasso di tempo in cui la robotica industriale evidentemente è entrata in maniera preponderante, e questi studiosi Banca Italia dicono che non c'è impatto negativo sull'occupazione, quindi questo è un primo elemento. So che diciamo, è un po' fuori dal suo, ci ha spiegato bene che insomma lei si occupa di riabilitazione, però direi che è bene spendere anche qualche parola su questo mito del robot che ruba i posti di lavoro. Non c'è dubbio, ci sono evidenze ormai che cominciano ad emergere, no? Questo non vuol dire che poi in futuro, certo. Il futuro chiaramente non lo conosciamo per costruzione o per definizione, però ci sono evidenze come il rapporto di Banca d'Italia, c'è il World Economic Forum che ha detto recentemente che nei prossimi 3 anni ci saranno circa 133 milioni, se ricordo bene, di posti di lavoro nuovi dovuti all'ingresso di nuove tecnologie e alla robotica, e un decremento di 70, quindi ci sarà il doppio di nuovi lavori rispetto a quanti se ne perdono. Ci sono insomma altri studi che studiano il rapporto fra occupazione e densità di robot per persona in Germania, in Italia, insomma tutti questi studi, tutti abbastanza recenti, ci fanno vedere che in effetti così non sembra, così cosa, portarci via il lavoro, così non è mai stato, non è mai stato così nella rivoluzione industriale in Inghilterra, senza logico, no? Al settore della salute dove io lavoro, è un settore che è intrinsecamente legato all'innovazione, no? Senza innovazione non progredisce, quindi io lì direi essere, come dire, una concorrenza fra macchina e occupazione. Semplicemente i mestieri evolvono, la capacità del medico, del paramedico, del terapista evolve, e così anche in altri settori dove sostanzialmente la macchina determina un cambiamento della formativa, corsi nel settore ICT, Digital Transformation. Perché? Perché è un settore che pervade qualsiasi ambito, e chiaramente abbiamo fatto corsi specifici, quindi ad esempio i nostri ragazzi di questo corso si occupano della programmazione di siti web, di app, di cyber security, di big data, ma poi queste cose vengono portate automaticamente sia nella logistica sia nel service, nel senso che se pensiamo alle innovazioni che ha la logistica, tutti noi abbiamo comprato online un qualcosa ed è arrivato il giorno successivo, con 3 click siamo riusciti a trovare l'oggetto che stavamo cercando. Il giorno dopo è arrivato, siamo riusciti a tracciare, è partito dal magazzino di XY, ora è fermo presso il deposito di... E quindi chiaramente faccio l'esempio più banale, l'esempio che tutti sicuramente abbiamo toccato, questo è innovazione, ma l'innovazione nel magazzino con tutti i sistemi di movimentazione automatica che ci sono nei magazzini, questi robot che non c'è più l'omino che va a prendere, a fare il picking, a prendere
l'ordine, che magari è anche un lavoro, ci auguriamo che questo omino possa fare magari un lavoro più gratificante piuttosto che andare nello spazio F2432 a prendere l'ordine fatto da casa, ma lo fa un robot, ok? Quindi con anche un'efficienza sicuramente, magari la persona può sbagliare e prende l'oggetto sbagliato, magari il robot programmato correttamente c'è un'efficienza più importante, ma come nelle visite che facciamo al porto di Rotterdam abbiamo carrelli a movimentazione automatica, cioè non vengono guidati da nessuno, ma vengono programmati e quindi il carrello si muove automaticamente sulla banchina del porto e va presso la nave a prendere il pallet, la merce che deve trasportare. Quindi diciamo che questa innovazione assolutamente c'è, e se non cominciamo dai giovani è difficile. Infatti a volte vediamo che magari in qualche piccola azienda l'imprenditore non vede l'ora che arrivi il giovane, perché gli dà anche, gli porta un po' di questa tecnologia, gli porta un po' di queste idee nuove, e quindi vediamo che l'apporto dei nostri ragazzi a volte è anche quello di indirizzare verso il 4.0 magari alcuni tipi di aziende. Sì, in effetti quello della logistica direi che forse è la sfida fondamentale, perché tutti noi abbiamo visto un'accelerazione, l'abbiamo vista anche in borsa, delle società che si occupano di commercio elettronico, quindi che digitalizzano l'acquisto. In realtà poi sapete benissimo che dietro c'è una logistica mondiale, perché quel prodotto qualcuno ce lo deve portare a casa. E pensate, proprio il settore della logistica è stato per esempio un settore molto studiato, in particolare, se non vi è capitato vi consiglio di leggere qualcosa su Alessio Figalli. Alessio Figalli sapete chi è? Un ragazzo italiano che ha vinto la medaglia Fields. La medaglia Fields è sostanzialmente il premio Nobel per la matematica, è il secondo italiano che vince la medaglia Fields nella storia di questo premio, e lui ha studiato le nuvole. È una storia fantastica, perché lui ha pensato che le nuvole evidentemente si muovevano per i venti, ma all'interno di queste condizioni meteorologiche dovevano ottimizzare in qualche maniera il movimento atomico. A livello atomico tentavano di muoversi nella maniera più efficiente possibile. E pensate, gli studi che Figalli ha fatto sulle nuvole poi sono stati applicati proprio da lui stesso nella logistica. Quindi abbiamo studiato le nuvole per tentare di capire come migliorare la logistica. E questo è un esempio di come, dicevamo prima, ci vuole tutta la filiera, non si può pensare soltanto all'impresa, soltanto alla formazione, soltanto alla scuola e non pensare poi alla ricerca. Insomma, c'è tutta una filiera che porta il progresso di un paese. Dobbiamo tentare di comprendere che è tutta una via collegata che dobbiamo alimentare punto per punto. E peraltro con Spanevello volevo ritornare su questo tema, perché in effetti la comunicazione dell'impatto della tecnologia può avere effetti positivi o negativi. Faccio un esempio: negli Stati Uniti c'è stato un grosso dibattito perché non si trovavano più autisti per i tir. Adesso chiaramente io non è che voglio spingere le persone a fare l'autista per il tir, è un lavoro chiaramente molto faticoso, sebbene necessario, però la cosa interessante è che quando i sindacati sono andati ad analizzare perché non c'erano più persone che volevano guidare i tir, sostanzialmente ciò che è emerso è che, visto che tutti pensavano che l'auto a guida autonoma fosse una tecnologia che sarebbe arrivata nelle nostre strade immediatamente, in pochi mesi, sostanzialmente le persone non si sono più formate. Insomma, adesso quindi prendetelo come un esempio generico, bisogna stare attenti a come si comunica la tecnologia, perché altrimenti il rischio è che sostanzialmente una trasformazione che magari richiede 20 anni possa essere percepita come una trasformazione in corso. Sono completamente d'accordo e in questo senso noi siamo in un territorio altamente industrializzato
e evidentemente è un territorio in transizione. Io sono stato già 3 anni fa a vedere la Volvo in Svezia e lì si vede l'automobile che si fa da sola, ma se uno va in un'azienda nostra vedere le cose che si fanno da sole probabilmente non ci siamo ancora, per cui evidentemente dobbiamo guidare una transizione. Ritornando alla domanda di prima, si creano i posti di lavoro o non si creano? La tecnologia, allora, la tecnologia può creare assolutamente posti di lavoro nuovi a patto che ci sia qualcuno che lo sa fare, nel senso che io ho in mente delle immagini forse un po' diciamo estremizzate. Serve chi fa ricerca con applicazioni già concrete o comunque in un orizzonte temporale che non sia dei 50 anni. Ovviamente questi 2 ambiti ormai si parlano abbastanza bene e quando però si parla di tecnologia bisogna essere molto concreti, no? Quindi un aspetto secondo me su cui bisogna fare un po' di ordine anche a livello come dire, se vogliamo di politica e di piano nazionale, oltre che europeo, ma ci sono altri strumenti in Europa, è quello di avere molto chiaro possibilmente dove si vuole andare, e questo non è sempre facile, e soprattutto dal punto di vista degli obiettivi tecnologici, e quindi operare delle scelte rispetto, come dire, alla concentrazione di finanziamenti. Questo è sempre stato vero, è ancora maggiormente importante adesso, dove le sfide sono tante per rimanere al passo di chi è molto più competitivo di noi. Non sono moltissimi in realtà in Europa, non sono moltissimi in realtà nel mondo, però noi ci confrontiamo come al solito con gli Stati Uniti, la Germania, la Francia, l'Inghilterra e il Giappone, e ovviamente sono tutti paesi dove comunque esiste un piano per il finanziamento alla ricerca, che ha il finanziamento alla ricerca di tipo tecnologico, che ha degli obiettivi tipicamente molto più chiari dei nostri. Questo insomma, è uno degli aspetti su cui probabilmente in Italia dobbiamo ancora un po' lavorare. Banale, però obiettivi chiari e tempistiche chiare. Tecnico di Milano, pensate, si chiama Valentina Sumini e lei è un'architetta spaziale. Mi sembra l'esempio perfetto di professione del futuro. Lei si è inventata proprio una professione, perché sapete che sono partiti progetti per tornare stabilmente sulla Luna, quindi sappiamo che ci siamo stati più volte, però stiamo tentando di costruire come esseri umani una base stabile sulla Luna per permettere agli astronauti di vivere 1 anno sulla Luna. Tutti gli esperimenti che facciamo sulla stazione orbitale sostanzialmente sono finalizzati a questo, e sappiamo anche che c'è un progetto su Marte, anche se forse richiede ancora una tecnologia che non abbiamo sviluppato del tutto. Ebbene, questa Valentina Sumini sta studiando gli spazi sulla Luna e i possibili spazi su Marte, perché è evidente che non possiamo andare lì, prendere una ditta che costruisca la casa, ma bisogna pensare a qualcosa di molto più complesso, in particolare di portare le tecnologie che poi la Luna costruire qualcosa. Quindi questo è eccezionale, però è un esempio di come una persona si è creata una professione che non esisteva. Allora, è una domanda da $1 milione di dollari, la classica, no, quale sarà la professione del futuro? Allora, io mi limiterei a questo. Allora, se noi, è chiaro che tutti vediamo le tendenze, tutti sentiamo di questo ragazzo che studia le nuvole, fa cosa e ci appassiona il tutto, ma per me la cosa che è importante è suscitare le passioni nei ragazzi, perché quando si suscitano le passioni nei ragazzi poi escono fuori queste cose qui, e su dove andremo e dove andranno a coagularsi le possibilità di riuscita di un'attività o meno. Allargo un po' le braccia. Le tematiche sono sempre queste, sono quelle che abbiamo visto, sono le nuove tecnologie. Poi salta fuori quello che studia i bachi che hanno una funzione in agricoltura, quello che prende la macchina che tira via le cimici, eccetera. Sono tutte cose che poi vengono quando si comincia a ragionare con una mente aperta su tutti questi temi. Comunque passione e creatività come professioni del futuro sono già una buona risposta. Assolutamente. Sì. Mi lego a quello che diceva il collega Spadebello. Allora, determinate competenze si danno per scontate, quindi abbiamo parlato di tecnologia, informatica, la conoscenza delle lingue, le diamo per scontate, le daremo sempre di più per scontate, quindi quello è l'imprescindibile.
Io aggiungo, oltre alla creatività, la passione, le competenze relazionali, le competenze trasversali. Noi il service manager, tante volte le officine ci dicono: trovare un tecnico capace di mettere le mani nel motore, riusciamo. Ci è più difficile trovare un ragazzo che sappia gestire il cliente, e questo forse un po', no? Tutti i nostri social, i nostri telefonini, magari i giovani non sono più così abituati a rapportarsi, a parlare, a risolvere i problemi nel modo tradizionale. Adesso parlo un po' da persone di una certa età, però non tralasciamo questa parte del nostro modo di essere, che assolutamente è fondamentale. Rapportarsi con i colleghi, lavorare in gruppo, ecco, non diamola per scontato, perché sarà scontato conoscere le tecnologie, conoscere le lingue e altre cose, ma queste le dobbiamo un po' lavorare noi, anche un po' per conto nostro, per riuscire in questo. Allora, a Lorenzo De Micheli non faccio la domanda perché evidentemente già fa una professione del futuro, insomma è robotico, è palesemente, diciamo, una professione del futuro e direi anche del presente. Allora, io ringrazio Lorenzo De Micheli, Giorgio Spanevello e Laura Speri per questo dibattito. Citemos è stato avviato, continuate a seguire il programma sia in presenza che online. Mi sembra che il prossimo appuntamento sia alle 16:30 con un dibattito su infrastrutture e mobilità, parola d'ordine per il futuro, efficienza energetica, un altro argomento di cui non abbiamo parlato ma avremmo potuto parlare a lungo di questo, del tema dell'energia e delle batterie, insomma anche per i robot sono una sfida fondamentale. Solo una comunicazione di servizio: allora i ragazzi studenti dell'ITS dovrebbero uscire a destra perché mi dicono che c'è un pallone Citemos per voi, il calcio è sempre al centro dei nostri pensieri, mentre le altre persone possono uscire alla mia sinistra. Grazie mille, continuate a seguirci. Salve.